Fratta è un centro di antichissima origine che risale al XIII secolo a.C., favorito prima dalla sua posizione lungo il fiume Po di Adria e poi, in epoca moderna, dalla rete fluviale di collegamento tra il fiume Adige e il Po. Divenne luogo privilegiato di insediamento delle ville del patriziato veneto. Le ville sono progettazioni di architetti famosi come Andrea Palladio per la Villa Badoer e forse per Villa Molin a Vezzù. Oltre a queste residenze abbiamo Villa Cornoldi, Lipomanno e molte altre, tra cui Villa Bognotti, ora museo etnografico. Probabilmente anche perché ognuna è il ricordo della risorgimentale carboneria e dei personaggi che le abitavano, si sono conservate quasi tutte e contribuiscono a fare di Fratta Polesine un luogo unico nel Veneto. All'interno del museo etnografico oggi ci farà da guida il signor Azzi Adriano. È un benvenuto in questo contenitore museale multitematico in cui la prevalenza è la etnografia, ma contiene anche la parte storica, oltre che etnografica, la parte religiosa, la ricostruzione di ambienti tipici e abbraccia un periodo che va dal 1950, che è la grande alluvione del 51 del Po, ai giorni nostri, ma anche oltre per quanto riguarda oggi e per quanto riguarda anche prima. Tengo a precisare che noi siamo qui dal 2004, il palazzo ci è stato regalato nel 2000, 4 anni di restauro e l'abbiamo aperto nel 2004. Con la nostra guida iniziamo la visita della prima sala dedicata all'avifauna polesana odierna e scomparsa. Raccolto anche fossili da caccia, non di oggi, ma come si dice, a pallottola unica, ad avancarica. Sono tutti messi non possono più sparare perché i carabinieri ce li hanno bloccati, diciamo il permesso. E tutti gli attrezzi per farsi le cartucce in casa, pesi, misure, misurini, eccetera. In questa stanza abbiamo invece la scrittura. Entrando in una stanza successiva troviamo gli strumenti musicali, gli apparecchi radio e di riproduzione fonica. Certo che ci arrivate anche voi a capire perché. Si chiama giardiniera. Cosa abbia fatto la figlia dopo? La giardinetta. 336 e 28, oppure anche 4 e 48 e 210. Quindi era la multipla vedo io. Per navigare nei fiumi avevano barche a fondo piatto perché potevano muoversi anche quando il fiume era in magra, che altrimenti si sarebbe incagliato. Questa per noi è una barca storica. 1951, la grande alluvione. Le campagne al di là del Canal Bianco, quindi tutte qui intorno, molte famiglie erano rimaste isolate, bisognava salvarle. E questa barca è servita per andare a portare fuori dall'acqua un sacco di famiglie. Ed è stata l'ultima volta che è stata usata, poi ce l'hanno regalata e l'abbiamo qui come ricordo di quell'alluvione. Questo è anche il nostro teatro, d'estate facciamo commedie, concerti, anche cene e tutti attrezzi per esterni di ferro per l'agricoltura. Sono un po' di tutti i tipi, dalla ratola alla seminatrice.
Un vecchio trattore del 1954, si mette in moto con la manovella. In un angolo è stata effettuata la ricostruzione di un oratorio di famiglia che si poteva trovare nelle case più abbienti. Entriamo ora nella stanza dedicata al mondo dei giocattoli, dove alcuni artigiani locali hanno prodotto delle automazioni. Qui troviamo anche i modellini in legno di alcune tra le più importanti ville del Polesine. È praticamente la storia della vita come si dice, familiare e politica di Giacomo Matteotti. E quindi qui abbiamo il Polesine con gli inizi e poi via, poi dovete parliamo per teatro. Questa è la famiglia Matteotti, lui dirigeva la lotta, questa è la casa di Matteotti che sono di là a Fratta. Ora entriamo nella stanza dedicata all'associazione segreta della Carboneria. Troviamo ritratti dei carbonari, manoscritti e manifesti d'epoca con l'elenco degli arrestati e condannati. La cucina, diciamo delle case povere, nelle quali però non mancava niente. Siamo ora nella ricostruzione di una camera da letto. E un bambino di Rovigo mi ha tirato da Giacomo, perché ci sono le pentole nel comodino? Ci troviamo ora in uno spazio dedicato a varie attività che operavano nel territorio: il barbiere, il calzolaio, il sarto, la tessitrice di canapa, il falegname, il polivendolo. Quei ferri servivano per rendere lucido la tomaia. Quella è una famiglia di calzolai.